l'ho presentato poco fa, Piero Colussi, Summer School Pasolini. Domani prende il via infatti questo Summer School Pasolini e vedrà la presenza, pensate, di ricercatori che arriveranno a Casarsa da tutto il mondo. Con quale obiettivo e perché? Sì, abbiamo iniziato l'anno scorso questo Certo, progetto 2018. e quest'anno la Summer School, cioè la scuola estiva, che coinvolge 25 studenti che vengono, come ha detto il direttore, da tutto il mondo, da New York, da Düsseldorf, da Madrid, dalle principali università italiane, andranno a scuola. Questi ragazzi avranno una decina di docenti che terranno delle lezioni vere e proprie dalla mattina fino a ora di cena, e il centro studi si trasformerà in una sorta di campus universitario. I curatori di questo progetto sono Lisa Gasparotto, studiosa pasoliniana casarsese, tra l'altro insegna alla Bicocca di Milano, è la sorella del noto ciclista, non si deve dire, ma è molto orgogliosa del fratellino, e da Paolo De Sogus, che invece insegna alla Sorbona. E l'iniziativa, tra l'altro, ha come partner proprio la Sorbona di Parigi, e il suo docente principale di italianistica, Davide Luglio, sarà uno dei relatori di questo incontro. E poi c'è l'Università di Trieste e poi altre istituzioni. Quanti giorni? Due? Fino a sabato, Fino a abbiamo sabato. 4 giorni pieni. Nel centro poi? Sì, sì, ci sarà proprio un'aula che è dedicata a questi incontri, e il tema sarà la poesia, che è uno degli argomenti meno discussi, di cui meno conosciuti di Pasolini, ma più passa il tempo, più si sta affermando l'idea che la poesia di Pasolini nasce come... e in particolare quella friulana, perché nasce a Casarsa, il suo primo volume è Poesia a Casarsa nel 1942, a 20 anni, che sia la sua produzione più importante, per cui verrà ripercorsa un po' tutta la sua produzione letteraria, in particolare poetica, a partire da quella friulana fino ad arrivare a Ceneri di Gramsci, Trasumanare, Organizzare, fino alle ultime cose che sono la nuova gioventù, poco prima di morire, un anno prima di riscrivere le stesse poesie friulane, però cambiando il significato. Non c'è più un futuro davanti, ma c'è ormai la disperazione che non vede un futuro, insomma, per cui noi siamo molto orgogliosi di questa cosa, e credo che tutti dobbiamo essere, come dire, contenti che Casarsi sia al centro insomma, degli studi universitari. E noi realizzeremo un servizio in questi 4 giorni. Grazie. Benissimo. Piero Colussi, Summer School Pasolini.